Grazie per essere sempre in nostra compagnia. Vi ricordo che stiamo trattando il tema dell'alluvione, l'ho intitolato un po' così vagamente chi paga, perché questa è la domanda forse importante, ma soprattutto a me piacerebbe capire com'è la situazione, quello che è cambiato, se ci sono delle migliorie in atto e soprattutto anche voi del Comitato Alluvione Veneto, poi insomma adesso nel 2014 che cosa state mettendo in atto. Concludiamo con ciò che è questa famosa petizione di cui stiamo parlando. Praticamente noi adesso come alluvionati veneti stiamo chiedendo ai politici di sostenerci nella richiesta di far emettere un provvedimento che cancelli questo obbrobrio della richiesta di restituzione dei fondi. Sì. C'è stata una promessa che non è stata, c'è stata fretta nel dare, non c'è stata fretta, sono stati usati parametri sbagliati, ci sono tutta una serie di cose, mettiamoci una pietra sopra. Per farlo bisogna fare solo una cosa, un nuovo provvedimento che cancella e modifica l'OPCM famoso che ha dato le regole, quindi basta solo metterci una pietra sopra. Allora, so che c'è già in linea, eccolo qua, sento squillare il nostro telefono, abbiamo in linea il sindaco di Battaglia Terme, Daniele Donà. Buonasera sindaco, grazie per aver accettato il nostro invito, come sta innanzitutto? Buonasera Emiliano, noi ci conosciamo già, no? Ci siamo già sentiti, buonasera ai suoi telespettatori. Grazie. Come sta? A un mese qualcosa dal nostro incontro. Delle nostre zone e chiaramente siamo... Io continuo a mostrare poi anche il video delle vostre zone. È qui, è Bovolenta, perdonate, ecco qua, Battaglia Terme, prego. Sì, stavo dicendo che a un mese e mezzo dall'allagamento di via Ortazzo, via Chiodara e le altre vie, logicamente chi soffre di più sono le famiglie che hanno subito questa alluvione. Com'è la situazione attualmente, sindaco? Ma la situazione attualmente è che le famiglie hanno bisogno, logicamente, hanno preoccupazione per gli eventuali aiuti che dovrebbero arrivare dallo Stato e che abbiamo chiesto al precedente Presidente del Consiglio e all'attuale Presidente del Consiglio che è più giovane e speriamo che ci metta un po' di cuore. Una mano sul cuore. No, io dico, le famiglie hanno bisogno, questa è la realtà dei fatti, cioè quando uno subisce un allagamento di questo tipo e ha a piano terra la cucina piuttosto che tutto l'appartamento o altro e si trova esondato per 1,20 m, 1,40 m, pensi lei, magari ha fatto i suoi progetti su quella casa lì e ha fatto anche mutui, e ha acceso mutui con la difficoltà economica che c'è oggi nel mercato, del lavoro, certo. Magari tanta gente fa difficoltà. Sì, noi infatti stiamo parlando proprio di questo, del fatto del rimborso che all'inizio è arrivato per un tot, come diciamo economicamente, come cifra, e poi invece è stato richiesto indietro. E io con me ho in studio, ritorniamo appunto a mostrare il nostro volto, e questa avete visto appunto era Battaglia Terme, Sergio Sambi del Comitato Alluvione Veneto, che vuole porle qualche domanda. Che saluto e ci siamo già visti anche venerdì a una riunione qui a Battaglia. Esatto. Buonasera Sindaco. Volevo chiederle, ciao. Volevo chiedere, ci sono novità a riguardo la dichiarazione di stato di calamità da parte della Protezione Civile? No, allora io ho chiesto oggi proprio all'assessore Conte, sì, che è quello che si muove diciamo, sì, in ambito Veneto, sì, che si è mosso anche in somma urgenza per gli interventi che stanno facendo a Battaglia Terme e che ringrazio, insomma, al di là di uno come può analizzare gli interventi che sono fatti, ma sono stati fatti velocemente e li stanno comunque facendo e questo è un primo passo diciamo, rispetto al nostro futuro del canale ma anche della zona, diciamo, no? E appunto ho chiesto quando secondo lui potrebbe essere il momento giusto perché il Presidente del Consiglio faccia un atto di riconoscimento dello stato di calamità e da lì in poi metta giù, come è stato fatto in precedenza, metta giù delle regole per agevolazioni, aiuti
Sì, un piano operativo quindi di intervento. È un piano operativo di intervento, ormai siamo abituati da anni a avere queste problematiche. Certo, Sindaco, però credo che sia fondamentale e importante il riconoscimento di stato di calamità, giusto? Già questo sarebbe un passo importante. Fondamentale. Esatto, lo volevo rimarcare per quello. Certo. Cioè, no, non possiamo stare lì a tergiversare come si vota, con quale meccanismo, quando le gente stanno in sofferenza. Esatto. Bisogna agire in velocità, intervenire con quello che lo Stato può e deve fare, questo è. Certo. Benissimo. Prego, se non ci sono altre domande io congedo il Sindaco perché vedo che il tempo fugge e abbiamo a breve anche il professor Luigi Dal Paus per sentire un pochino anche la questione famosa di questa idrovia. Sì, no. Io con lei, Sindaco, avevo anche un po' accennato questa tematica, l'idrovia, il fatto di tenere sempre l'alveo del fiume pulito, tanti piccoli lavori che potrebbero comunque salvare le proprietà di chi vive a margine di un fiume, giusto? Beh, i canali vanno puliti, tenuti in regimentazione delle acque, poi i canali potrebbero essere la nostra risorsa per il turismo, questo lo dimentichiamo tutti da tanti anni, da troppi anni. Il turismo francese ci insegna, dobbiamo imparare su queste cose, no? Dobbiamo proprio imparare che il territorio ha tanto da dare, il turismo per noi potrebbe essere uno degli elementi fondamentali per la nostra economia, fondamentali. Abbiamo le terme, abbiamo il bacino termale, abbiamo il parco Colli, i prodotti di qualità, cioè ci vorrebbe mezz'ora per parlare di queste cose. Certo, io spazio un po' anche sul territorio per ricordare che abbiamo una Pompei che sta crollando e nessuno se ne occupa. Boh, la butto lì così. Sindaco, la ringrazio. Buonasera. Saluto i suoi ospiti, grazie per la telefonata e per l'attenzione che ponete per il nostro territorio. Grazie, questo è doveroso secondo il gruppo editoriale TV7. La saluto, Sindaco, grazie. Allora, dicevo, a breve avremo anche il professor Dal Paus. Allora, torniamo però a noi. 2014. Che facciamo? Le maniche sono sempre rimboccate e... Tenendo presente le premesse, tanti eventi alluvionali in Italia... Sì. Sì, perché non è soltanto il Veneto, noi questa sera parliamo del nostro territorio, ma noi abbiamo la rete nostra che copre tutta Italia. Nel corso delle riunioni abbiamo visto delle cose, cioè Toscana, c'è un intero paese che Liguria, che non siamo riusciti a contattare prima, c'è un'alluvione dimenticata. Stiamo parlando dell'Emilia Romagna. Emilia Romagna. Hanno dimenticato di dichiarare lo stato di emergenza, di calamità. A Sala, giusto? Sala mi pare che sia, sì. E alla fine cosa è successo? Nessuno ha avuto niente. Nessuno ha avuto niente. Dimenticati. Abbiamo già in linea il professor Luigi Dal Paus, sento squillare ma noi siamo già operativi, ecco fatto, basta schiacciare un pulsante, quindi dicevo il professor Luigi Dal Paus, ordinario di idraulica dell'Università di Padova. Grazie professore per aver accettato la nostra telefonica questa sera. Come sta innanzitutto? Buonasera, siamo qua, dobbiamo accontentare. La sento molto bassa come volume, la prego di alzare aiutandoci un pochino a noi che siamo con la cuffia, i nostri telespettatori sentono bene. Diceva? Beh, mi devo accontentare. Va bene, sappiamo che lei è una persona comunque di spirito e in gamba, alla grande. Allora professore, noi stiamo toccando un pochino ciò che è la questione retroattiva del 2010 di ciò che ha visto questa regione purtroppo con la pioggia, l'alluvione, e io so che lei è un grande esperto anche delle idrovie, logicamente, è quello che lei ha studiato per una vita intera e ha sempre cercato di rimarcare come importanza nei vari aggiustamenti, nelle varie cose da fare qui in Veneto. Le volevo chiedere dell'idrovia e lasciare comunque piena parola. A lei? Ma io penso che sia un'opera da realizzare con una certa priorità, perché potrebbe ridare grande disponibilità di manovra al nodo idraulico di Volta Barozzo, la cui gestione è fondamentale per la difesa dalle piene del basso corso del Bacchiglione, quindi del Roncaiette verso Casal Serugo e poi verso Bovolenta,
e più in giù verso Ponte Longo, ed anche del Brenta, perché sì, io sto cercando di dare anche un colpo d'occhio su questa idrovia, questa è una foto un po' storica, e comunque potrebbe anche, le chiedo, aiutare decongestionando quindi le acque, questa affluenza che ogni anno d'inverno alla fine poi risulta devastante? Io credo che l'idrovia, per esempio, in questo gennaio in cui ci sono stati problemi, avrebbe potuto alleggerire di molto la situazione, perché ne avrebbe potuto trarre giovamento anche il funzionamento della rete idraulica nella zona di Battaglia sì. In quanto si potevano avviare o si sarebbero potute avviare minori anche lungo il Roncaiete. Quindi le chiedo, il cambiamento climatico secondo lei è da toccare o è soltanto... Il cambiamento climatico è un fatto di cui si parla tanto, molti lo affermano, altri affermano che non ci sono dimostrazioni scientifiche sì, collegate con ciò che è la problematica del Veneto e non solo. Il problema è che, rifugiando delle cose di ordine superiore, corriamo il rischio di non porre mano alle azioni che invece potrebbero darci giovamento nell'immediato. Quindi vabbè, ci sarà anche il cambiamento climatico, ma proviamo a sistemare le cose che noi con il nostro comportamento abbiamo contribuito a... Professore, se lei avesse o la bacchetta magica o comunque il potere assoluto, da che cosa partirebbe per far sì che la signora Maria, diciamo, non riceva più la visita del Bacchiglione, del Brenta, Per chi vive nella parte del territorio padovano, sicuramente l'idrovia è un'opera importante, ma per chi vive più in alto credo che sia necessario, adesso stanno avviando degli interventi sul Bacchiglione a Monte di Vicenza, ma è anche necessario pensare ad interventi sull'Astico, perché l'Astico da solo è in grado di mettere in crisi il Bacchiglione, Dasso Padova, e perciò è un altro fiume sul quale bisogna pensare di intervenire. Allora, io prima magari di passare la parola al mio ospite qui in studio, le voglio fare una domanda, ne approfitto perché lei è un professore. Professore, ho sentito questo discorso ieri sera e l'ho trovato molto interessante e lo faccio mio oggi. Quando prendiamo una macchina usata andiamo a chiedere ogni cosa, quindi chi l'ha comprata prima, come l'ha usata, che gomme ha usato, se ha fatto tutti i documenti, se l'ha registrata, bollo, mica bollo, passaggio, ecc. Per quanto riguarda l'acquisto di un appartamento, di una casa, di una villetta, che dir si voglia, non ci chiediamo mai che terreno c'è sotto, che cosa è stato fatto prima, che tipo di cemento oppure che tipo di struttura è, i tubi sono nuovi, vecchi, ecc. Come mai? Eppure l'investimento è più grande quello dell'appartamento rispetto a quello della macchina, e anche poi di sicurezza. Andiamo a vedere che alla fin fine, e lo stiamo vivendo con le immagini che ho mostrato e con i ricordi, è anche più grande come investimento rispetto a una macchina. Cosa vuole? L'uomo è fatto così, purtroppo si preoccupa molto di cose tutto sommato secondarie, mentre non riesce o non ha sufficiente preparazione per rendersi conto di fatti ben più gravi e più importanti che pure lo potrebbero colpire. Il caso Grazie professore. della sicurezza idraulica è una di questi. Esatto, la ringrazio professore. Siamo in chiusura, non so se preferiva fare una battuta con Dalpau oppure se chiudere con qualcosa da... Lo saluto a nome di tutti noi, e sappiamo che è una persona veramente preparata su questo. Perfetto, grazie professore, un saluto. Quindi rimaniamo tra noi e chiudiamo come? Voi con noi. È un bel esatto, augurio. Quindi vi serve appoggio, vi serve la gente, vi serve... E soprattutto prevenzione, aiuto e partecipazione. Partecipazione è importantissima. Io
mi aggiungo, grazie. Quindi ricordatevi sempre ai Reporter per te o gruppo editoriale TV7, vi ho parlato all'inizio del nostro sito www.gruppotv7.com, trovate come partecipare attivamente con i vostri video, con le vostre denunce oppure con ciò che possono essere le cose anche che funzionano. L'importante, come si diceva, e ringrazio Sergio Sambi, Comitato Alluvione Veneto AEC Italia, è partecipare. Allora, io vi ringrazio, mando la sigla, torniamo domani sera alle 19:15 puntuali come sempre. Vi ricordo comitatoalluvioneveneto.org, il sito dove potete essere informati e trovare la famosa, petizione. Grazie a tutti voi della partecipazione, rimanete sempre con noi perché anche questa sera ci saranno un sacco di cose interessanti per voi, soprattutto nell'ambito calcistico con il nostro Giorgio Borile.